Buonasera cari amici e benvenuti anche questa sera a una live splash del vostro Marietto Veneziano e sono qui in compagnia di Buonasera a tutti, è un piacere ritrovarvi, grazie per scegliere di trascorrere il vostro tempo in nostra compagnia e in compagnia delle civili. Vi volevo ricordare che ho sul pigiama di Babbo Natale, Ricordare o avvisare? Avvisare che non è una registrazione registrata. Oggi che giorno è? Oggi 9 marzo Oggi 2023 non e ci sono siamo. le ore 18:56. E abbiamo sul pigiama di Natale, Babbo Natale, della Befana. Continua a scaldare, non è scaduto. Certo, scalda sì. No, è perché se qualcuno guarda domani questa, certo, oggi è 9. Poi c'ho sulla mascherina nera perché volevo un po' di olio di ricino e a un certo punto non abbiamo trovato nulla, allora ho detto magari non si altro che purghe che ci vogliono. Altro che purghe, perché dopo vado a mangiare la pizza, quindi stringerà un pochettino. Ci il nostro pizzaiolo di fiducia. Bene cari amici, cosa ci raccontate fuori delle belle domande? Nome e cognome, data di nascita? Il cognome possiamo trascurarlo nella live, insomma, però esatto, gruppo sanguigno, partita IVA se la partita IVA e tutte quelle cose segrete. Allora, però detto questo, così non hanno capito niente. Adesso scherzi a parte, mi raccomando, se formulate la domanda, 2 cose. Se la formulate non scappate, restate, perché se poi venite selezionati ci aspettiamo che prontamente rispondiate ci sono oppure presente eccetera, perché ovviamente questo vi permette di avere la risposta gratuita. Esatto, se vediamo che non ci siete passiamo a un'altra domanda, quindi è importante questo. E poi quando formulate la domanda dovete anche mettere il vostro nome, la vostra data di nascita. L'argomento della domanda deve essere selezionato su uno degli argomenti della vita, quindi l'amore, il lavoro, eccetera, ma non in termini generici. Esatto, poi non chiedere di altre persone perché noi non rilasciamo dichiarazioni. Dovete ovviamente specificare qualcosa rispetto all'argomento. Vi faccio l'esempio. Volete sapere come andrà la situazione sul vostro posto di lavoro? Dite lavoro lì da un po', la situazione mi preoccupa, che sviluppi ci saranno? Oppure sto lavorando in un posto, non sono tanto soddisfatto, ci sono delle possibilità di trovare un altro posto di lavoro? Quindi date degli argomenti specifici e più la domanda sarà precisa, più anche la risposta lo sarà. Buonasera Pierluca, buonasera Cristina, buonasera Giusy. Buonasera a tutti. Finalmente quindi, un educato. Esatto, se per esempio la domanda dovesse riguardare l'aspetto sentimentale della vostra vita, allora scrivete se siete single e state aspettando di incontrare una persona valida, se siete single ma avete conosciuto qualcuno e volete vedere che sviluppi ci sono. In tal caso, se la domanda riguarda una persona già esistente, dovete mettere anche il nome e la data di nascita della persona. È importante per via delle scie energetiche, perché già durante la diretta cerchiamo di incanalare delle energie con un contatto che non è immediato, quindi non siamo al telefono, non siamo di persona, ma tanto di persona non lo saremo comunque al telefono, non abbiamo modo di parlare e quindi di rispondere, interagire, tranne la prontezza con cui reagite nella diretta, quindi ci scrivete, ci date risposta. Quindi mi raccomando, questo è importante. Importantissimo l'educazione. Vedo che Cristina cos'è poi? Buonasera, scusate, bene. Poi un'altra cosa, iniziamo col pippone della Hilde e la Hilde ci dice subito che noi abbiamo fatto Esatto. Bene, per quanti ancora non lo sapessero e nel tempo potrebbero aggiungersi sempre persone che inciampano nel nostro canale e si fanno male, no scherzo. Persone che magari scoprono del Marietto, scoprono della Hilde, quindi ci conoscono, imparano a conoscerci e ovviamente magari sono anche a loro agio con noi e incuriositi dalle tematiche che trattiamo. Bene, sappiate che a sostegno del nostro lavoro da anni, a partire dal 2015, è online e troverete in rete il sito www.ilcapitano.altervista.org, che non è una cosa un po' orario prima serata. Non è esatto. No, perché uno poi .org lui subito pensa mi fai sudare, sai? Siamo in orario protetto, no. Esatto.
Va bene, questo sito divulga e nasce proprio come, a scopo della divulgazione della radiestesia e della radionica, in particolare i circuiti radionici che nel tempo il Marietto, insieme anche a un gruppo proprio di appassionati, ma anche di esperti radiestesisti e radionici, hanno testato, misurato, disegnato. Sono stati rielaborati anche circuiti, per esempio del Picchi, circuiti anche di altri importanti e famosi radiestesisti, quindi a cui sono state apportate delle notevoli migliorie per permettere a tutti un'applicazione semplificata proprio di questi circuiti e ovviamente di trarre il maggiore beneficio possibile dalle onde di forma. Quindi sappiate che già dal sito gratuitamente troverete moltissimo materiale che fin da subito potrete attivare per il vostro benessere, per la vostra serenità, per finalizzare delle situazioni, per sbloccarne altre, eccetera. Vi ricordo comunque che sono circuiti che, per quanto lavorino in direzioni precise e specifiche, sono comunque generici. Sono generici. Sono nati un po' per dare una mano a tutti, ma cioè il principio attivo è generico, non è quello col copyright, giusto? Esatto. Principio attivo. Ma se desiderate qualcosa di più performante, perché lavora direttamente su voi, sulla vostra scena energetica, sulla situazione che ci sottoporrete, siamo disponibili per sviluppare, previo ovviamente compenso, un circuito o più circuiti sviluppati apposta per voi, la vostra situazione. Sì, la Ildi sta dicendo in altre parole che c'è la sezione shop. Che c'è la sezione shop, cioè voglio dire, anche noi dobbiamo mangiare. Sì, abbiamo donato e doniamo continuamente, e quindi, ma ovviamente ci sono nel borsellino sta dicendo, cioè ve lo sta dicendo in modo molto elegante, ma se volete qualcosa che funzioni e non sia un generico, non abbiamo una onlus, non abbiamo una chiesa alle spalle, non abbiamo niente, non siamo dei gratta pubblici, no, quelle cose lì, no? Come si chiama? I fascialatughe? I fascialatughe, come le chiama lei, no? E quindi chiaramente noi riusciamo a lavorare perché siamo bravi, no? In poche parole. Va bene. E se volete qualcosa che funzioni, perché è inutile fare 20.000 volte la stessa domanda alle sibille interattive gratuite se poi bisogna muoversi un attimino. Esatto, giusto? Molte persone magari stanno alla finestra nella speranza che la situazione si risolva da sola, che il loro lui, lei tornino ad amarli, ma magari i motivi per cui certe situazioni si sono degradate, si sono rovinate, eccetera, non sono mai stati risolti e quindi ovviamente ci vuole una piccola spinterella, no? O quantomeno partire da un'analisi della situazione, quindi consigliamo sempre un consulto professionale, vero. E raddrizzare il tiro. Poi è raro il caso in cui senza una piccola spinterella, una raccomandazione sì. Una raccomandazione la cosa va, però se per anni non è andata, magari c'è bisogno di fare qualcosa. È come quella persona che va a pescare in un lago che ci sono solo alborelle e pensa di pescare un pesce cane, cioè bisogna essere caduti. Il Marietto queste cose non le dice, ma dico, si potrebbe pensare che uno è caduto a seggiolone piccolino, però il Marietto queste cose non le dice. Non lo dice. Bene, cari amici, se sentite dei rumori non preoccupatevi perché il nostro vicino di casa che è venuto a abitare, che fa è tranquillo. In pieno trasloco. Bene, allora, poi parliamo anche di una cosa importantissima che è il nostro fiore all'occhiello. E Ildi, vuoi dire qualcosa? Il ciondolo a cui veramente teniamo tantissimo, riteniamo che sia forse la cosa più completa in assoluto, proprio perché ognuna di queste sfere che vedete disegnata e incisa su questo ciondolo raffigura un governatore planetario, il livello di coscienza, di pertinenza e tutte le intelligenze divine ad esso associato. È sviluppato dalla tradizione cabalistica per portare il massimo beneficio, il massimo equilibrio possibile nella vita delle persone. Quindi immaginate se invece di fare un'operazione qui magari interessare le intelligenze di Saturno, oppure un'operazione di Marte, quello che è, aveste tutto a portata di mano, tutto raccolto in un unico ciondolo, a cui è stato aggiunto un lavoro di programmazione specifico per la protezione visibile e invisibile di energie e interferenze negative portate e causate eventualmente anche da persone che sono nocive nella vostra vita, da situazioni che possono diventare problematiche,
e quindi anche tutto quello che è il disequilibrio delle vostre frequenze, delle vostre energie. Il ciondolo è stato programmato anche per lavorare sui vostri chakra, sui vostri meridiani, sui corpi sottili, per il ripristino dell'energia magnetico-vitale, quindi è un bel sostegno per tutte le persone, soprattutto non solo per loro, ma per le persone che hanno tanti scambi, intensi scambi con altri, magari persone che lavorano al pubblico, per il pubblico, o anche persone che in qualche modo si espongono nella loro professione, nella loro vita, ma anche per tutte le persone che intendono realizzare armoniosamente ogni obiettivo della loro esistenza. Quindi il ciondolo lavora in queste direzioni, in più i programmi tutelano il suo possessore e ai programmi abbiamo aggiunto anche un piccolo talismano di Giove, proprio per dargli quel tocco in più. Il colpo di grazia. Bene, detto questo, vi ricordo anche che il Degare Maledetto Veneziano, per dare una spinta in più, proprio perché fra un po' avete visto che in Ucraina ormai la situazione sta degenerando, al di là di quelli che vogliamoci tutti bene, nel 2012 arrivano gli extraterrestri, salto quantico, quinto piano, settimo piano vibrazionale, ci salverà Pippo, però allora esatto, cari miei, il Degare Maledetto Veneziano, per quelli che hanno una casa, per quelli che sono al confine, soprattutto al nord, il Degare Maledetto Veneziano propongono dei sigilli per la protezione della casa che coi tempi che stanno per arrivare possono dare una mano. Quindi per tutte quelle persone che incominciano a sentire che la sedia incomincia a traballare, il Degare Maledetto Veneziano si stanno orientando, o si sono orientati già da qualche anno, in questi fantastici sigilli di Mosè. Perché Mosè? Perché Mosè, prima di tutto, è venuto 3.000 anni prima del nostro famoso Salomone, che era un po' un birichino, ed era sia un profeta che anche un militare, un generale militare e chiaramente era anche un esoterista grandissimo e di conseguenza ha fatto delle cose, ha fatto dei sigilli importantissimi per quei tempi e il Degare Maledetto Veneziano li mettono a disposizione chi li vuole acquistare. Poi nell'eventualità invece che ci siano situazioni più difficili, complicate, allora il Degare Maledetto Veneziano, che siamo della vecchia scuola, propongono dei riti operativi propiziatori che aiutano a sbloccare, propiziare e magari superare quelli che possono essere gli ostacoli, le difficoltà che state incontrando. Esatto. Ricordo sempre un consulto preliminare. Costa 20 euro, 40 minuti e per da lì... l'indagine, per lo studio, per capire quali sono le situazioni che stanno creando queste difficoltà e in che modo eventualmente intervenire. Quindi non solo consulti di sibille o indagini radiestesiche, ma anche proprio gli studi per aiutarvi a uscire dalle situazioni nelle quali magari vi trovate in afflizione da tempo. Bene, io penso che direi che possiamo cominciare a rispondere. Il pippone ormai l'avete, come si dice, assorbito bene, sapete dove e come contattarci. Bene, possiamo iniziare con sento che qualcuno, ho una profezia, sento che qualcuno domani farà un esame. Sento che qualcuno domani farà un esame. Oh là là. Danilo, 19 maggio 84. Ce la farà? Ok, vediamo se... Vediamo un po' se il nostro Danny dell'84... periodo di esami. È un periodo di esami, sincronizziamo gli orologi, perché questo qui è un orologio che... un orologio... Sì, per la tenere il tempo degli eventi. Non sto scherzando. Dai, vediamo un po'. Allora, questo Danny... Allora... C'è qualcuno che è in ansia, è ansioso, però la qualità c'è. Vedo che è preparatissimo, vedo che è sul pezzo. Scalpita. Mi raccomando, aiutalo un po' con un po' di melatonina stasera, qualche camomilla, di valeriana, perché vedo che è molto preso. L'uomo è sul pezzo, ha fatto molte cose, un pochettino malinconia, attenzione, è sostenuto bene. Ai. Dai, su,
Cosa ne pensi? Insomma, diciamo che non lo so. Lui ovviamente spera e capisce anche che questa cosa lo aiuterà, ne ha bisogno. Evidentemente ci sono delle situazioni, lui abbiamo detto di che anno è? 84, sempre 84, quindi quasi certamente la patente che deve prendere lo aiuta in sviluppi personali o è stata richiesta per qualcosa che serve a lui. C'è solo un problemino che vedi, quando compare il sacerdote è sempre una carta di giudizio, quindi è probabile che l'esaminatore... Il mio compagno qui. Ok. Il tuo compagno? Bene, il tuo compagno. Benissimo. Quindi, ma è una patente per auto? Già che sei lì puoi pure rispondere se è una patente per auto. L'esaminatore è un po' severo. È un po' severo, devi stare attento perché poi potrebbe dirti tutto il contrario di tutto. Quindi mi raccomando, fagli presente di ricordare tutte le cose che servono prima di accendere il motore, di attenzionare tutte le richieste, i segnali, tutto quanto, perché veramente è severo e controllerà ogni minimo dettaglio. Sì, è una persona che non gli scappa, attenzione. Sì. Però vedo che lui lavora molto e c'è sostegno, però c'è questa carta qui che non mi lascia tranquillo. Sai, mi sa, non lo so. Speriamo che... Cioè, poi per il lavoro la cosa andrà, però non so se la supera alla prima, però non voglio neanche dirglielo perché poi magari lo condizioniamo negativamente. Voglio solo dirgli che deve stare estremamente attento a tutto, perché questo esaminatore è severo, Vediamo un po' perché ha aggiunto una piccola postilla, vediamo se ci sta niente. Sì, per auto. Sì, per auto. Beh, allora diciamo che se per auto... magari lui avrà timore di aver sbagliato. Non è facile, non è che... Ed è in apprensione per la risposta. In ogni caso... Vedi qua, apprensione per la risposta. Quindi, visto che Danilo pare che sia lì ad ascoltarci anche lui, allora Danilo ascolta. Se non è la prima, la seconda la passi di sicuro. Sì. Perché comunque si vede un esito che ti dà sollievo. Sì, ti dà sollievo. Sì. Proprio ti permette di sviluppare questo progetto o questa cosa che puoi usare a tuo vantaggio, quindi sicuramente la patente ti serve. Però è un po' perché veramente severo l'esaminatore che troverai. Sì. Non sarà una passeggiata, però... Ti metterà alla prova, quindi attento anche alle cose che ti richiede. Attento se ti dovesse chiedere svolta a sinistra, ma è perché non andare sulla fiducia, controlla anche tu se non ti sta mettendo alla prova, magari c'è un segnale di divieto. Infatti lei cosa scrive? Non è il primo tentativo. Già si vedeva che c'era un po' di tensione, di apprensione. Mi raccomando, quindi attento anche a eventuali tranelli. Beh, allora se la seconda, molto probabilmente, se non va la seconda, va la terza. Comunque si è sulla strada prima o poi, sì. Sì, è teoria. La teoria. Dicelo, ecco perché succedeva quelle cose lì, la teoria. Ecco perché c'era sta verifica. Ecco perché c'era verifica. Della preparazione, infatti c'era la vecchia signora che è la preparazione. Bene, andiamo avanti con le prossime vittime. Le vittime delle nostre risposte. Però chiaritele queste cose quando scrivete, mi raccomando. Allora, cosa c'è? Vediamo questa qui, questa nostra amicizia. C'è Giusy? Una domanda: se ci saranno novità in ambito lavorativo per me. Perché lei lavora da 20 anni. 9 febbraio 81, in un posto da 20 anni. Da 20 anni. E sto cercando altro, magari di migliore. Ok, quindi vediamo. Ma c'è la Giusy e poi la Giusy ringrazia per tutto il materiale che doniamo. Eccola lì, ci sono, grazie, visto che tempismo, brava Giusy. E poi la nostra amica ci ringrazia per la prima volta. Ok, tranquilla, grazie. Cristina. Va bene. Adesso concentriamoci, massima concentrazione per rispondere per Giusy. Vediamo che ha detto 8 febbraio 81. Sì. Dopo l'altro devo andare a fare un pisciolino, posso? Hai il mio permesso? Posso? Ragazzi, mi lasciate andare? Va bene, vado. È incredibile. Sì, anch'io sono un essere umano. Anche tu? Sì, veramente? Vado prima io. Alzo la mano, posso andare in bagno? Tipo il mio Superman. Superman. Vuoi fargli vedere il costume che c'è sotto? Ma anche no. Non li traumatizziamo. Va bene, allora per Giusy mi metto un po' in una posizione un po' più centrale, rispondo io.
Vediamo un pochino cosa ci dicono le sibille. Il bambino, guarda, hai visto? Non è mica un caso, il bambino è un inizio, Vediamo un po', vediamo comunque per Giusy, sibille, diteci che sviluppi ci sono nella professione, nel lavoro di Giusy. Grazie. Ancora, lo vedete che quando vogliono dire qualcosa sono terribili? Dai, qualcosa c'è in vista, mi sa. Adesso non so, da 20 anni, dove, così per curiosità, mi dici in che ambito, casomai, sei lì da 20 anni, tanto per... Cosa ho combinato, Marietto? Aiutami! Ok, sembra che io abbia risolto. Allora, quindi sì, certo, pensavo per qualche ragione che non saresti tornato. No, quindi, non era un compito, era solo pipì. Bene. Ok, eccomi qua. Guarda intanto che bel taglio per Giusy. Allora, ciao, volevo fare una domanda. In un supermercato, perfetto. Allora, guarda, già comunque la carta del dottore annuncia che ci possono essere degli aiuti proprio nei confronti di questi raddrizzano il tiro, sì. Vediamo un po'. Vediamo però cosa dice la stesa. Donna di servizio. Una sei un po' stanca, hai perso l'amore per però questo sei una lavoro. donna forte, guarda qua, vincente. Sì. Bene. Il presente è vittorioso, però il futuro, ma forse avrà un aiuto perché è stanca, questo non è. Ma la buona volontà c'è, Giusy, però guarda, io starei ferma sul pezzo. Cosa pensi? Non sembrerebbe il momento di fare passi azzardati se poi resisti ancora un po' lì nel posto, perché comunque intanto vedi, si vede che già deve essere capitato qualcosa che in qualche modo ha rotto l'incantesimo del lavoro lì sul posto. Sì, guarda che qui ci sono delle carte che... la linea del presente tutto sommato la vede forte, stabile, sembra di che buona ci volontà, sia anche una presenza, una collega probabilmente, chissà, forse straniera o non del posto, insomma, che non viene da vicino, con cui c'è un bel rapporto, entusiasmo, un bel feeling. Poi il futuro prossimo vedo che c'è entusiasmo ancora, un ritorno forse a qualche lavoro, però poi purtroppo si vede un calo di tensione. Sai, qui sembra che ci saranno delle situazioni di svolta che ti faranno molto piacere, quindi nel prossimo periodo magari non si vedono proprio colloqui o cambiamenti lavorativi, ma potrebbe esserci un miglioramento nella tua posizione lavorativa, forse grazie al ritorno di una persona lì nel vostro nel gruppo, insomma, di colleghi o forse un responsabile. Certo, poi ti vedo preoccupata per qualcosa, riceverai una notizia non proprio bellissima, ma ti verrà in aiuto un uomo, potrebbe essere un responsabile, un caporeparto, qualcuno in grado di fare qualcosa per te. Quindi c'è un rischio. Però il finale è quello che conta. Sai, vedovo, sacerdote, c'è qualcosa che non va. C'è un rischio lì sul posto di lavoro. Nei prossimi mesi che ci sarà. Se ci sono dei tagli al personale, se ci sono delle restrizioni legate al contratto, insomma nell'esito non è un annuncio bellissimo, ma attenzione, c'è un'alternativa che ti può sottoporre un'amica. Un'amica, vedi qua. Sembra che non sappiamo che sviluppi, che tempi anche perché non sappiamo nulla di te in fondo, non sei la nostra. Però non fare passi avventati, perché se quella bella opportunità che si vede magari di ritornare o ripiegare in qualche altro posto che conosci già, eccetera, perché si presentano delle opportunità, potrebbe non finire bene lì. E quindi magari valuta al meglio. Sai, Topolotto, vorrei premiare l'amicizia di Facebook. Sì, perché anche se non si è iscritta, guarda che bella domanda che fa. La dobbiamo premiare, perché guarda qua, leggere un po'. È la prima volta che seguo una diretta e non so bene come funziona. Posso chiedere se incontrerò un compagno?
Simona, 1 giugno 74, grazie. Allora, benissimo. Simona, si legge chi sei, ti chiediamo gentilmente di iscriverti o di autorizzare StreamYard, oppure di iscriverti ai nostri canali YouTube e seguire eventualmente la diretta da lì, così che si veda chi sei, il tuo account. Questa lo diciamo già, è l'ultima domanda? Sì, perché annunciamo. Dopo abbiamo la telefonata. Però ovviamente vediamo se Simona c'è, se è rimasta collegata. Simona, se ci sei, batti un colpo, dici se ci sono, grazie del mio sforzo, sono le solite cose. Grazie Giusy. Giusy ci ringrazia, è sempre educatissima. Vediamo se, eccola qua, va bene, crediamo che sia tu, Simona, non si capisce. Ok, esatto. Allora vediamo se nella nostra Simona del 74 sta per entrare nella sua vita qualcosa di prezioso, un compagno. Esatto. Ok, proviamo? Sì. Vediamo per la nostra Simo. La Simo da tempo che sogna un uomo con la U maiuscola. Giusto Topo? Sì. Cioè, Simo qui si vede, vedi, che stai aspettando. È andato via qualcuno, perché noi non conosciamo la Simo a questo momento qua. Potrebbe essere che è andato via anche qualcuno di importante. Sì. Comunque non è un periodo facile. Vediamo un po' cosa ci dicono. Simo, chi hai avuto vicino ti ha sfruttato. Ti ho raccontato un sacco di... non diciamolo perché il marito queste cose non le dice. Guarda, Simo, diglielo tu perché io non ho coraggio. Guarda, in passato vedi che abbiamo subito esordito con qualcuno, insomma, un po'... ti ha un po', diciamo così, sfruttato. Passato. Si è un po' approfittato di te, magari ti ha creato delle illusioni, in realtà non è stato mai completamente onesto. Non era un personaggio di spessore, era proprio un... Si vede che sei stata male, però si vede anche che hai trovato un bel gruppo di amici, di persone con un equilibrio, cui... qualcosa che poteva... comunque è entrata una forma di serenità, sicuramente anche grazie alle persone che avevi intorno. Già. Guarda, adesso si vede qualcosina, ma o tu sospetti che siano altre persone che vogliono perdere tempo o che ci sia qualche fregatura dietro. In fondo c'è comunque la carta della nemica, quindi non ti invitiamo a credere sbilanciarti, non sbilanciarti troppo sugli ultimi acquisti di mercato, perché tieniti un po' sulle tue, perché tra le stagioni, salvi fine stagione. Tra le persone che si presenteranno adesso possono essere anche nuove conoscenze, effettivamente si nasconde qualche insidia. Nella linea del prossimo periodo, come vedi, tra gelosia, amore e prigione, insomma non ci sono sviluppi. Allora, nei prossimi mesi buio completo, giusto? Lascia perdere, ma guarda cosa c'è qua. Finalmente un incontro importante. Esatto, un incontro. Guarda, quando c'è il Gran Signore, quando c'è il Gran Signore, che poi io vedo molto entusiasmo fisico. Sì, oltretutto, oltre ad essere una persona che ti corteggerà. Io vi devo lasciare, ho quell'appuntamento col consulto, scusa. Quindi, oltre ad essere una persona che ti corteggerà proprio alla vecchia maniera, quindi con ogni criterio e crisma, ci sarà una grande attrazione e una grande passione con questa persona. Solo che probabilmente ci sono delle circostanze che gettano qualche ombra poi sul rapporto. Potrebbe essere una persona che è rimasta vedova e quindi magari si porta dietro delle vecchie ferite, oppure non ha superato qualcosa o non è restio, reticente rispetto all'idea di un consolidamento, ma potrebbe anche essere che a causa di interferenze, di incomprensioni, eccetera, qualcosa vada storto nel rapporto. Però bisogna capire in fondo se ha superato un qualcosa con una persona precedente. Quindi è l'unica ombra che si vede sul rapporto che verrà, ma quella persona secondo me varrà la pena, ma non adesso. È attenta che adesso quelli che compaiono ora sono sulla falsariga del vecchio, del precedente, quello che ti ha presa in giro. Ok,
Benissimo, io ringrazio tutti anche a nome del Marietto, vi ricordo che gli appuntamenti nella settimana con le nostre dirette sono il martedì alle 21:15 e il giovedì, come questa sera, alle 19. Vi attendiamo tutti con grande affetto e grande stima, piacere, quindi ci rivediamo martedì alle 21:15. Buona serata e grazie sempre.